Messaggio a chi mi chiama per invitarmi all'aperitivo: non ci vengo! Che prendi lo spritz, finisci subito lo spritz, allora prendi un altro spritz, e io dopo 2 spritz sono già simpatico e mi sento a disagio. E poi portano le patatine e io mi mangio tutte le patatine perché mi piacciono le patatine. Allora riportano un'altra ciotola di patatine e io mi rimangio tutte le patatine perché mi piacciono le patatine. Riportano un'altra ciotola di patatine e io mi rimangio tutte le patatine. E adesso prendo le statine per il colesterolo. Poi tutti quelli che chiacchierano, c'hanno sempre da dire, parlano, cosa chiacchierate che ci sono le pizzette da mangiare, mi state distraendo. Poi si va a pagare l'aperitivo, vedi, pensi, se io dovessi pagare così tutti i giorni vado sul lastrico. Vedi, ma io nella mia vita non mi posso neanche permettere un aperitivo, ma che cazzo di vita di merda faccio? Allora se mi volete invitare per farmi capire che faccio una vita di merda, non lo fate. Poi c'è sempre quello, no, oggi pago io. Vedi, ma dillo prima che ho preso un icnusa, se lo sapevo mi pigliavo il mojito. Quando sei lì che stai cercando di berti l'acquetta del mojito, del ghiaccio alla fine, che speri che ci sia ancora un po' di mojito. Poi quando faccio l'aperitivo, vedi, mi scappa da pisciare, mi alzo e vado, poi ritorno, mi siedo per l'aperitivo e mi alzo. 27 euro di pipì mi sembrano un po' tanti. Quindi non mi chiamate per prendere l'aperitivo. Ci vediamo alle 7 per prendere le statine. Che poi che cazzo sono le statine?